Prime a pari merito a quota 19 punti si contendono un posto nella massima serie. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. Si affrontano San Giovannella e Steaua 2005. È il big match della 10ª giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8. Entrambe a 19 punti, 9 sono le partite giocate, 6 vinte, un pareggio, 2 le sconfitte per entrambe le formazioni impegnate qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Ricordiamolo per i nostri spettatori che le prime di ogni girone salgono dirette in Serie A, salgono anche le migliori seconde. Qui si tratta del girone Ciriaci. Sono 6 gironi della Serie A2, l'anno passato lo Steaua 2005 era nel girone del Calasanzio, si è spostata quest'anno a combattere qui al Ciriaci e lo sta facendo in ottimo modo. Il primo pallone è proprio dello Steaua che va a cercare direttamente lo specchio della porta della formazione del San Giovannella, che attacca in maglia bianco-rossa da destra verso sinistra, e risponde invece da sinistra verso destra la formazione dello Steaua 2005 in completo rosso. Andiamo a leggere le formazioni dei 16 giocatori in campo. Iniziamo con la formazione dello Steaua, che si schiera con Bogoiu, Cersez, Dimitru con la maglia numero 7, Ionescu con il 19, con il 10 Dimitru, con il 5 Lisniuc, tra i pali Maftei, con l'11 Negoita, senza numero Tenea, con il 5 Tilinka, con il numero Valentine, uno dei giocatori più pericolosi della formazione in maglia rossa, e con il 3 Volodea, mentre risponde per il San Giovannella Astolfoni con il numero 1, tra i pali Chiavacci, Di Bernardini con il 4, Funicelli con il 6, Giuseppucci Maurizio con il 16, diffidato, con il numero 11 Marco Giusti, anche lui diffidato, con il numero 7 Paparella, con il 3 Politi, chiude la lista Iaia con la maglia numero 9, mentre c'è un calcio di punizione in favore dello Steaua Bucarest, conquistato dal senza numero Fernando Tenea. Sul pallone Radu Tilinka, uno dei giocatori più pericolosi dello Steaua 2005, prende la rincorsa, va con il sinistro, è uno schema, ancora il tocco per Tilinka, il salvataggio però del San Giovannella che si salva in questa circostanza. Pallone allargato sulla sinistra sotto la nostra postazione, aumenta subito il pressing, la formazione dello Steaua, riesce a uscirne bene il San Giovannella che allarga sulla corsia di destra, il pallone in avanti è troppo lungo per tutti, arriva tra le braccia di Maffei che la mette giù. Non è allargato sulla sinistra Giuseppucci con un fallo, ferma l'avanzata del numero 7 Dumitru. Calcio di munizione, il secondo conquistato dalla Steaua. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, il pallone è forte, troppo forte per Nicolai Dimitru, che non riesce ad agganciarlo. L'ultimo tocco è il suo, pallone che termina in rimessa laterale. Giuseppucci se la prende comoda e si incarica lui della battuta con le mani, proprio il presidente del Cotton Club che la rimette in campo. Poi sempre Giuseppucci sul pallone senza fallo, prova ad allungare la squadra, ancora Giuseppucci, riesce a uscire, poi c'è il rimpallo. Maffei. Giuseppucci con le mani, cercare il numero 9 che combatte, si tratta di Yaha in avanti. Ennesima rimessa con le mani per Giuseppucci, che ne ha battute già 4-5 su quella corsia. Pallone in avanti, spizzato di testa, può arrivare l'attaccante del San Giovannella, è bravo Maffei a capire la direzione del pallone e uscire con qualche secondo d'anticipo sui piedi dell'attaccante in maglia a righe bianco-rossa. Pallone in avanti, la spizzata, si ritrova il pallone tra le braccia Chiavacci.
pratica calma, fa salire i suoi di qualche metro, poi va al rilancio in avanti con i piedi più lontano che può, deve allontanare la retroguardia della formazione dello Steaua, che lo fa, ma pallone che rimane ancora in zona di Tilinka, che controlla che il pallone termini oltre la linea di fondo, si riprende quindi con una rimessa con le mani dell'estremo difensore che gioca in maglia verde. Non riesce a controllare qui Tenea, pallone per il San Giovannella. Questa volta la rimessa laterale è sulla corsia di sinistra, sotto la nostra postazione. Viene chiamato il movimento di Iaia in avanti, il pallone è in verticale per il numero 10 che entra in area di rigore. Bravissimo Maffei a negare il gol a Stolfoni. Sale Funicelli, rimessa laterale sempre sulla corsia di sinistra, parecchi metri più avanti. Funicelli va in mezzo a cercare un compagno che non c'è, può ripartire veloce lo Steaua sulla formazione di sinistra, la chiusura, pallone che rimane in campo, l'ultimo tocco è di un ragazzo del San Giovannella, sarà quindi calcio d'angolo, il primo della partita, se lo aggiudica la formazione dello Steaua 2005, batte fuori per il 55, si coordina con il destro Cerzaz, pallone alto sopra la traversa, nessun pericolo questa volta per Andrea Chiavacci. Ha avuto comunque la palla del potenziale vantaggio il San Giovannella, anche se ha iniziato meglio lo Steaua Bucarest. Nell'occasione più ghiotta ce l'ha avuta Giulio Astolfoni sul piede sinistro, è stato bravissimo Maffei a ipnotizzare il numero 10 che aveva anche lo spazio per spostarsi il pallone sull'altro piede, sovrapposizione sulla corsia di destra. Nel frattempo di Tenea, pallone troppo lungo, sarà ancora rimessa dal fondo quando sono già trascorsi 6 minuti di gioco, risultato ancora quello di 0-0 tra le capoliste del girone Ciria. Ci ricordiamo le prime del girone di Serie 2 andranno in Serie A, mentre verranno ripescate poi le migliori seconde. Pallone in avanti, ha l'opportunità di sbloccare la sfida lo Steaua, ma non riesce il numero 9 a rimettere il pallone al centro. Poi il San Giovannella può ripartire sulla corsia di destra, pallone in avanti verso Iaia che la stoppa con il petto, poi non riesce però a trovare il corpo dell'avversario e scaraventa il pallone in fallo laterale. Ottimo qui il pressing da parte di Stefano Paparella che riconquista quindi il possesso del pallone. L'incarico della battuta è ovviamente quello di Mauro Funicelli che va a cercare il solito Giulio Astolfoni, viene anticipato dalla retroguardia, proprio Astolfoni che viene chiamato a venire incontro al pallone. Rimessa laterale battuta, non c'è fallo per il direttore di gara che fa proseguire, ma è brava ancora il San Giovannella a riconquistare il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo, sfera che se passava poteva creare non pochi problemi alla porta difesa da Maffei. Il pallone era indirizzato sulla sinistra, c'era una probabile occasione di contropiede per il San Giovannella, non è riuscito Astolfoni a far filtrare una sfera difficile in mezzo a due avversari. Iaia combatte di testa, alla meglio ancora il numero 5 ovvero Tilinka, poi il destro, sfera che resta lì all'interno dell'area di rigore, non riesce a girarsi Bogoglio, pallone tra le braccia di Chiavacci che non esita ad andare al rinvio con le mani, lo fa andando dal suo collega di reparto ovvero Bogdan Maffei. Bogoglio in mezzo a due avversari, viene fermato da Stolfoni che è bravo a dare una mano anche in fase di copertura. Palla velenosa al centro persa da Stolfoni che la regala agli avversari, non optano per la conclusione, ci provano con Tenea sulla destra che va a calciare, destro smorzato troppo.
Pallone in direzione di Yaya che lotta con Tilinka, sfera che resta lì, esce male Maffei, riesce però a porre rimedio un compagno mettendo il pallone in calcio d'angolo, il primo per il San Giovannella. Sale anche Giuseppucci a tagliare sul primo palo, la palla è corta proprio verso il numero 16 che però non riesce ad agguantare il pallone. Steaua che riparte con Dumitru, non si chiude il triangolo, Giuseppucci prova a servire Yaya, l'ultimo tocco è proprio quello di Nicolai Dumitru, rimessa laterale, se la prende con calma, ancora il San Giovannella, prova a conquistare secondi per far ripiazzare i 7 giocatori in campo. Rimessa laterale, Giuseppucci lascia l'incarico al compagno, anche se la rimessa laterale è sempre sulla stessa corsia, qualche metro più avanti, dentro per Astolfoni, forse un tocco con il braccio, il direttore di gara fa proseguire. Bellissimo qui lo stop, poi il sinistro dalla distanza, sfera che resta lì per Yaya che prova a girarsi, è bravissimo Maffei da per terra con i piedi, ennesimo cross che stava per diventare un tiro, pallone che si perde sul fondo, andata vicino al gol dell'1-0, ancora per una volta il San Giovannella. Deve fare meglio qui il numero 9, anche se è stato bravissimo l'estremo difensore dello Steaua 2005 che dava terra con il piede destro, è riuscito a deviare il tiro che era indirizzato verso lo specchio della porta, pallone che sarebbe entrato sicuramente in rete. Chiavacci, Astolfoni, l'ultimo tocco è di Tenea. Funicelli con le mani, sono passati circa 11 minuti dal fischio d'inizio, siamo quasi a metà della prima frazione di gara, risultato ancora fermo sullo 0-0. Funicelli con le mani, il sinistro del numero 8, ovvero Stefano Paparella, che viene murato, ancora quindi Funicelli andrà con le mani. Movimento di Yaya che viene incontro a scambiare con Funicelli, non riesce però a girarsi, Giuseppucci salta di testa, il direttore di gara fa proseguire, pallone ancora però in possesso dei ragazzi del San Giovannella che stanno manovrando la sfera sulla corsia di sinistra, sono nati da là i maggiori pericoli. Sale palla al piede il numero 5, trova la conclusione, poi Yaya ruba la sfera a Tilinka, il suggerimento però è troppo lungo, non può neanche pensare di arrivarci Funicelli, che infatti si ferma prima che parta praticamente la sfera. Mentre si è spostato, si sono invertiti di ruolo Yaya e Astolfoni, che è andato a ricoprire il ruolo di punta centrale. Giulio Fossi Asfoltoni, si è spostato Yaya sulla corsia di sinistra, sotto la nostra postazione, la stessa di Funicelli. Astolfoni sporca il pallone Tilinka, poi Giuseppucci non agguanta il pallone a Astolfoni che poi da dietro commette fallo. Calcio di munizione battuto con un po' di fretta, Astolfoni si prosegue per la regola del vantaggio, ancora il numero 10, salta il secondo avversario, pallone dietro il destro, calcia malissimo qui il San Giovannella che spreca un'altra occasione d'oro.
Tenea. Non c'è fallo. Cersez. Pallone sulla corsia di destra, il tocco con il braccio. Forse qui può arrivare anche un cartellino giallo. Tilinka e Cersez sul pallone. Si sposta il numero 55, quindi rimane solo Radu Tilinka sul punto di battuta. Può cercare anche la porta, invece infatti effettua con il sinistro il tiro a cercare il palo lungo. È bravo però Chiavacci a farsi trovare pronto sul suo palo. Non sbaglia il numero 1 in maglia nera. Astolfoni, Funicelli, pallone indirizzato verso il numero 9, c'è la deviazione. Fucinelli, Astolfoni prova a prendere qualche metro con il fisico, sfera che resta lì per Astolfoni che può girare con il destro. Ci ha provato ancora il numero 10. Ottima prestazione per ora quella di Giulio Astolfoni. C'è la deviazione, calcio d'angolo, il secondo per il San Giovannella. Giusti ad incaricarsi della battuta, 3 uomini a saltare per il San Giovannella. Il pallone è sul secondo palo, lo stacco di testa di Iaia. Unicelli, lotta il numero 6 alla meglio. Gli applausi di tutti i suoi compagni. Funicelli, messa con le mani, getta al vento però il pallone Paparella. Sfera che passa sulla sinistra, pericoloso l'ingresso in area di rigore, il destro ci ha provato. Qui il numero 9, Lisniuk, è stato sfortunato a colpire il corpo dell'avversario. Astolfoni da dietro viene fermato da Atenea, si alzano i ritmi, bella la partita. Qui al Ciriaci sono le due squadre più forti del girone. Chi avrà la meglio questa sera conquisterà la vetta della classifica. Ringraziamento anche al dottor Scatarsi che segue il presidente Giuseppucci anche nella Serie A2. Pallone all'indietro per il numero 4 di Bernardini, entrato adesso sul terreno di gara. Il sinistro è troppo debole per impensierire Maffei, autore per ora di un'ottima prestazione, anche se il Giovannella poteva fare qualcosa di più nelle due occasioni clamorose che ha avuto per passare in vantaggio. Tenea deve indietreggiare per raccogliere il pallone, Iaia glielo sporca. Maffei sulla pressione di Iaia deve affrettare il rinvio che però finisce tra i piedi di un compagno. Sfera allargata sulla destra, c'era Tenea che arrivava velocissimo, poi Iaia prova a tenerla con il sinistro, sbaglia a portarsela sul mancino. Non c'è deviazione, sarà rimessa laterale. Tenea con le mani di Bernardini, la tocca per ultimo. Cersez, sfera che non filtra. Tilinka può calciare da quella posizione, parte con il sinistro, la deviazione. Pallone a mezzo metro dal palo, alla destra di Chiavacci. Secondo corner anche per lo Steaua 2005, questa volta da sinistra. Il pallone è fuori per Tilinka che calcia come al solito con il sinistro, da qualsiasi posizione ci prova il numero 5 in maglia rossa, che ha fatto vedere le sue doti balistiche anche nella passata stagione al Circolo Calasanzio. Rimessa laterale,
cercare la testa di Lisniuk, che ha avuto anche lui il pallone del potenziale vantaggio, tirando addosso però un difensore. Qui le proteste dello Steaua, secondo il direttore di gara. L'ultimo tocco è di un ragazzo in maglia rossa, quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo di Andrea Chiavacci, che questa volta va corto con le mani. Stolfoni prova a fare la sponda. Yaya era rimasto qualche metro più indietro rispetto al punto dove è caduto il pallone. Cerzez si prosegue, chiede scusa il numero 11 Giusti. Rincorsa di Radu Tilinka, il sinistro velenoso, resta lì la sfera e arriva il tapin vincente del numero 9, ovvero Nicola Lisniuk, che sblocca la sfida. 1-0 per lo Steaua 2005. Cambiato quindi il risultato al Ciriaci, si è sbloccata la sfida a 4 minuti dalla chiusura della prima frazione di gioco. Steaua 2005 in vantaggio con il sinistro, grazie al sinistro di Lisniuk sulla punizione velenosa di Tilinka. Il pallone è rimasto lì, il numero 9 è stato bravo con il sinistro a convergere il pallone in rete. Bella la partita, anche il San Giovannella ha avuto 2 clamorose palle gol per andare in vantaggio. Bravo Fernando, bravo! Vali, lasă-la Radu, vino aici, Bogdanel! Lasă, Dani, strânge un pic mai centru, că e așa acolo care vine! Pallone scodellato al centro, Yaya stacca di testa mentre sulla sinistra è entrato con il numero 20 Mauro Lani. Centrale d'attacco sempre a Stolfoni, mentre chiude il triangolo, il tridente, scusatemi, sulla corsia di destra Marco Giusti. Si è spostato a centrocampo Mauro Funicelli. Pallone sulla sinistra per Giusti. Non c'è fallo per il direttore di gara, che lascia proseguire. Pallone per i ragazzi in vantaggio. L'autore del gol forse usa qui un po' troppo il braccio destro per guadagnarsi spazio, lo fa però in maniera irregolare. Calcio di punizione, reazione di testa, fai con le mani dopo la spizzata di Lani. Sale Giuseppucci, va a disturbare il 7 che finisce giù, giudicato regolare dal direttore di gara, che sta facendo scorrere molto il gioco. Qui c'è il tackle in scivolata, non fischia il direttore di gara, che lascia proseguire sia da una parte che dall'altra. L'occasione dello Steaua del raddoppio, pallone sul destro di Dumitru, che non ha calciato. Lani prova a portarsi il pallone in avanti con il tacco, non riesce il numero 20. Siamo già dalla parte opposta con Dumitru. Lani, spazio per avanzare qualche metro palla al piede, ma è già chiuso il numero 7, poi a Stolfoni. Ottima la copertura di Cerzez, che sta facendo il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo. Tenea in sforbiciata. Giusti. Lisniuk, scivola Giuseppucci. Ancora Cerzez.
Giuseppe Pucci in tackle. Fernando, batte Fernando! Deve indietreggiare di qualche metro la posizione per battere, per effettuare la rimessa con le mani dentro a cercare l'autore del gol dell'1-0, gol che per ora sta decidendo questa 10ª giornata. Entrambe le formazioni hanno disputato 9 partite, sono 6 le vittorie, 1 è il pareggio per entrambe, 2 sono le sconfitte in queste prime 9 giornate di Serie A2 della Lega Calcio 8. Entrambe le formazioni si trovano a 19 punti. Cersez fa fatica adesso a trovare qualche soluzione offensiva. Il San Giovannella era partito bene nei primi minuti aspettando e poi provando a ripartire, come in questo caso con Astolfoni che viene spinto da dietro da Cersez. Calcio di punizione. Calcio di punizione per il San Giovannella, siamo distanti dalla porta di Maffei, il pallone a centrale, riesce ad allontanare qui l'estremo difensore dello Steaua che con un'ottima parata, ricordiamolo, nel primo tempo ha salvato il risultato in circa 2 situazioni. Sulla rinvio si chiude la prima frazione di gara, Steaua in vantaggio per 1-0. Squadre rientrate sul terreno di gioco, ovviamente si gioca a campi invertiti. San Giovannella attacca da sinistra verso destra in divisa biancorossa e calzoncini blu, da destra verso sinistra invece lo Steaua 2005 si riprende dal risultato di 1-0 che vede lo Steaua 2005 in vantaggio qui al Ciriaci, mentre Astolfoni mette giù un pallone eccezionale. Maffei, un incredibile miracolo, pallone deviato sulla traversa. Vai raga, dai! Fischia solo rosso, dai! Gioca! Siamo alti! Sali! Così, dai! Bravo! Andiamo a prendere gli esterni. Rientrata bene in campo il San Giovannella, andata vicino al gol del pareggio. Iniziano a diventare tante le occasioni. Qui è stato bravissimo l'estremo difensore con la deviazione sulla traversa, pallone che scorre, poi il destro ancora del numero 9, sempre lui, Nicola Lisniok, doppietta per lui, 2-0 Steaua. Maffei, dopo il gol sfiorato quindi dal San Giovannella è arrivato il raddoppio dello Steaua, sempre con il numero 9, sempre con Lisniok. Recupera il pallone Iaia, poi Giuseppe Pucci in mezzo a 2 avversari. In avanti da Astolfoni che è un po' in solitaria davanti, pallone che penetra centralmente il sinistro, palla che bacia il palo e è 2-1, rimette subito la partita sui giusti binari il San Giovannella con il sinistro di Stefano Paparella, 2-1. Astolfoni, come al solito con il petto, conquista il calcio di punizione, posizione interessante.
Radu! Rămâi central, trece pe bolul stânga! Calcio di punizione, il sinistro, la deviazione sotto porta di Astolfoni, non trova lo specchio. Maftei. Salvo 2005 che ha trovato il gol del raddoppio, ha accorciato subito le distanze il San Giovannella con la rete di Paparella, centrocampista centrale. Un gol che tiene a galla il San Giovannella, un gol che fa sperare, un gol soprattutto che tiene dentro la partita. La formazione del San Giovannella, qui Iaia con una trattenuta commette fallo. Cersez con il destra, cercare direttamente la porta, è bravissimo, anche fortunato Chiavacci a mettere in corner, si è visto sbucare il pallone all'ultimo. Astolfoni, questa volta non la prende di testa, poi Giuseppucci da dietro si aiuta con un gomito, calcio di punizione. Ancora Cersez sul punto di battuta, destro rasoterra, sulla barriera. Giuseppucci con le mani. Pallone di Paparella che ha provato con il sinistro a metterla in mezzo, lo Stiavo che riparte in contropiede, Giuseppucci lo ferma allungando il piede, poi allarga sulla destra ma il pallone è sbagliato. Cersez, ancora il 55, danza sul pallone, poi lo mette al centro per Negoita che di prima intenzione va a cercare il lancio in profondità. 7° minuto del secondo tempo, risultato di 2-1, sempre lo Steaua in vantaggio. Astolfoni di testa, le colpisce tutte. Maftei, rinvio con le mani, si alza il campanile, Giuseppucci di testa, la mette in rimessa laterale. Entra in campo con la maglia numero 10, Jai Dimitro. Si va a posizionare sulla corsia di destra. Giuseppucci in tackle, la mette in rimessa laterale. Prova ad andarsene sulla corsia di sinistra. Il solito numero 9. Rimessa con le mani. Ancora Giuseppucci a dare fastidio, arriva pure Iaia, l'ultimo tocco vediamo di chi è, di un ragazzo in maglia rossa.
Arriva il cartellino giallo qui per Negoita. Lasciamo sgridare su loro, noi giochiamo, dai. Lasciamoli parlare, dai. Pallone all'interno dell'area di rigore. Prova a saltare a Stolfoni. Poi Yaya sul neo entrato. Viene attaccato da dietro, arriva il calcio di punizione. Molti falli. Entriamo in gioco. Battuta velocemente il calcio di punizione. Forse si poteva fare meglio in questa circostanza. Steaua 2005 che recupera il pallone. Ha avuto una potenziale occasione il San Giovannella, l'ha sprecata con questa scelta. Sbaglia Lisniuk, uno dei rari errori del numero 9 che per ora sta decidendo la partita con una doppietta. Giuseppucci a cercare sempre a Stolfoni, viene trattenuto da dietro per l'ennesima volta, calcio di punizione. Calcio di punizione battuto velocemente, fa proseguire il direttore di gara a Stolfoni, la mette nel sacco mentre erano tutti a protestare con il direttore di gara. È 2-2. Sulla palla! Avanti, oh! Arbitro! Dai adesso, dai, ha gridato questo! Stop, fenomeno! Trovato il gol del pari, quindi il San Giovannella. Yaya Tilinka viene inseguito da Yaya, se ne va il numero 5, ancora Tilinka, prende la linea di fondo, il pallone è dietro il destro, un missile che si spegne all'angolino. Ha segnato il neoentrato Dumitru Jai, è 3-2, di nuovo davanti lo Steaua. Siamo quasi a metà della seconda frazione di gara, Steaua di nuovo in vantaggio sul 3-2. Aveva trovato la rete del pari il San Giovannella, di nuovo in vantaggio adesso la formazione in maglia rossa che attacca da destra verso sinistra con il giocatore con la maglia numero 11. Astolfoni può ripartire in contropiede, se salta il primo avversario il secondo lo ferma, poi Astolfoni viene trattenuto, non fischia il direttore di gara. Tilinka ci prova con il mancino da posizione impossibile. Paparella ricomincia tutto quanto da dietro, dribbling rischioso. Astolfoni viene a prendersela all'altezza del centrocampo, se ne va benissimo il numero 10 che calcia con il sinistro, sfera che resta lì e poi sbrega tutto il San Giovannella. Sicuramente il migliore del San Giovannella, Astolfoni. Qui Giuseppucci, pallone che passa, può ripartire lo Steaua, viene fermato con un fallo il numero 8 Bogoglio.
Rincorsa di Lisniuk. Preso controtempo Lisniuk. Giuseppucci deve rifugiarsi in rimessa laterale. Sale Volodea per incaricarsi della battuta. Vediamo se sarà corner. No, semplice rimessa con le mani. Fallo in attacco, gamba tesa, fischiata dal direttore di gara. Rischio in difesa, deve librarsi del pallone. Qui il giocatore del San Giovannella mette tra palla e avversario il corpo. Rimessa laterale, pallone tra i piedi del numero 8 che l'alza, sfera che torna ancora per il numero 8 Bogoiu, che la spinge solo in rete, deve spingerla solo da pochi passi con il sinistro. 4-2 di Laga lo Steaua. A proseguire il direttore di gara dopo un presunto fallo su Paparella. Stolfoni. Non litighiamo fra di noi, porca puttana. Dai, un pezzetto. Oh, la ripiamo, dai. Va bene qua. Va bene, dai, oh! Un due con Nego si schifa parte, alla vigile, però ogni volta è così. Alla vigile! Oh, le mani sono arbitro! Ancora Bogoglio, viene fermato questa volta il numero 8. Chiavacci. Negoita. Dumitru. Tilinka. Pallone ancora di ritorno per il numero 5. Gioca bene lo Steaua adesso. Pallone alzato in campanile all'interno dell'area di rigore. Non fischia il direttore di gara. Non mi chiamava, sto andando là così, non ce l'ho mai, Ancora Bogoglio. Viene sporcato il pallone da dietro, può ripartire il San Giovannella. Superato di pochi metri il cerchio di centrocampo. Calcio di punizione, arriverà anche il cartellino giallo.
Fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il San Giovannella, 3 uomini all'interno dell'area di rigore a disturbare la visuale di Maftei. Deviazione all'interno dell'area di rigore di un giocatore in maglia rossa, calcio d'angolo quindi per il San Giovannella che ha 7 minuti per provare a pareggiarla. Pallone sul secondo palo, allontanato, sfera che resta lì per il direttore di gara, è rimasta all'interno del rettangolo di gioco. Aumenta subito il pressing, la formazione dello Steaua. Pallone allargato sulla corsia di destra. San Giovannella che prova a spingere, lo fa sulla corsia sotto la nostra postazione. L'ultimo tocco è sempre dello Steaua, si rimane sulla 3/4. Pallone fuori, può calciare con il sinistro da quella posizione Paparella. Pallone che non filtra, ancora Paparella. Opta per il tiro, poi allarga invece sulla corsia di destra il sinistro a cercare il palo lungo. Non inquadra però lo specchio Marco Giusti, che poi si va a riposizionare sulla corsia lontana, mentre qui lo Steaua può ripartire in contropiede. Velocissima la formazione, il passaggio dietro, il destro e il salvataggio sulla linea. Nega la tripletta all'Isniok. Maftei, Tilinka che sta guidando la retroguardia alla perfezione. Tilinka, pallone questa volta tra i piedi del numero 6 Funicelli, che allarga bene per Giusti. Sale a Stolfoni, che da 5 minuti è sparito un po' dal gioco, non gli sono arrivate più palle giocabili come nell'arco del primo tempo, mentre lo Steaua può partire e chiuderla in contropiede, 1 contro 1. È bravissimo a rimanere in piedi e a finire giù Chiavacci nel momento giusto. Poi qui Giuseppucci scontra con l'avversario. Volodea, il solito capitan Tilinka, che va a cercare come al solito la deviazione davanti al volto di Chiavacci. Messa laterale, Bogoglio finisce giù, atterrato qui il numero 3, calcio di punizione, fallo tattico. Negoita vuole calciarla lui con il destro, la deviazione di Chiavacci in corner. 3 minuti al termine, 4-2 per lo Steaua 2005, che vincendo questa partita si porterebbe a quota 22. Traversone, Giuseppucci allontana di testa. Astolfoni, addirittura in mezzo a 3 avversari, prova a liberarsi del terzo. Tilinka con il tacco. Corner per il San Giovannella. Sale con tutti i componenti a saltare, il pallone sul secondo palo, pallone che resta lì. Può ripartire lo Steaua, deve metterla in rimessa laterale qui il San Giovannella. C'era una situazione di 4 contro 3.
2 minuti, 1 minuto e mezzo più eventuale recupero al termine. Astolfoni salta il primo, rientra sul destro, salta anche il secondo. Astolfoni allarga bene sulla corsia di destra, il pallone Maffei, straordinario qui a mettere in corner. Calcio d'angolo, 3 a saltare. C'è come al solito Astolfoni a chiamare il pallone, che arriva però sul secondo palo. La deviazione di testa, sfera che resta lì per Tilinka, che la mette giù con il petto. Ottimo lo stop, lo Steaua che avanza con il numero 7 sulla corsia di destra, anche fortunato a vincere un rimpallo. A rimorchio il numero 11 viene abbattuto, calcio di punizione, cartellino giallo. Dumitru e Tilinka. Dumitru e Tilinka. La tocca il 7. Pallone in avanti, prova ad agganciarlo Lani. Improbabile però, lo stop qua del numero 20. Pallone che passa sempre per Dumitru, con un po' di fortuna e con molto fisico prova ad andarsene sulla destra. Viene atterrato, questa volta il numero 7 non fischia. In questa circostanza il direttore di gara. Ennesimo pallone in avanti verso Lani. Astolfoni la mette giù, ma si allunga troppo la sfera, non riesce più a controllarla. Il numero 10 che ha giocato un'ottima partita. Ecco Astolfoni, si accentra come al solito a cercare il destro, conquista calcio di punizione, sarà almeno il 10º conquistato dal 10 che lo batte di fretta, ma questa volta non è come nell'occasione del gol del 2-2, quindi lo Steaua può ripartire. Non passa la sfera a Bogoglio, qui un po' troppo egoista. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Lo Steaua 2005 si aggiudica il big match al Circolo Sportivo Ciriaci e sale a quota 22 punti in classifica, in solitaria al primo posto.